Giovedì 21 maggio, San Cristoforo, è il 141esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 224 al termine. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:44. La luna si leva alle 8:41 e tramonta alle 23:36. Muore a Padova il medico Girolamo Fabrizi d'Acqua Pendente, uno dei fondatori dell'anatomia comparata e ideatore del teatro anatomico dell'Università Patavina, primo nel genere in Europa. Alla sua morte lasciò alla Biblioteca Marciana di Venezia una preziosa raccolta in 8 volumi di tavole anatomiche da lui eseguite e dipinte a olio a uso dei suoi discepoli. Sabato 23 maggio, a Villa Pat di Sedico, in provincia di Belluno, ultimo incontro nelle Ville Venete, per conoscerne il ruolo nella Grande Guerra. La villa fu comando della Quarta Armata e ospita tra l'altro il Museo del Settimo Reggimento Alpini. Per informazioni visitare il sito www.venetograndeguerra.it. Alla festa delle rane a Santa Lucia di Piave, venerdì 22, oltre ad assaporare i prodotti tipici del territorio e i piatti a base di rane, serata musicale con Giancarlo e i Santa Monica e tributo live Toys Planet Queen. Le previsioni per domani: tempo instabile, con cielo in prevalenza molto nuvoloso, a tratti parziali rasserenamenti, probabilità medio-bassa al mattino, medio-alta dal pomeriggio, di precipitazioni discontinue, a tratti diffuse, anche con rovesci. Limite della neve 2100-2400 metri. Temperature in pianura minime senza variazioni di rilievo, massime in lieve calo, in montagna variazioni di carattere locale.